Eccoci con Yuri Marcialis, assessore allo sport del Comune di Cagliari. È notizia degli ultimi giorni che Cagliari è candidata a Città Europea dello Sport. Può spiegarci in termini concreti questa candidatura? Quale vantaggio avranno i cittadini e gli sportivi cagliaritani? Allora, intanto il concorso per Città dello Sport non è per capitale. Il capitale dello sport possono partecipare solo le città capitali di Stato o di grandi dimensioni sopra i 500.000 abitanti e a vincere sarà una sola, mentre Città dello Sport possono essere nominate Città dello Sport tutte le città medie, ma in numero non definito, basta avere un minimo di punteggio in base a alcuni standard, che la Commissione valuterà. Standard che fanno riferimento non soltanto alla parte agonistica o professionistica, anche a quella e quindi anche agli impianti e alla parte di agonismo vero e proprio, ma soprattutto alla parte amatoriale, alla parte di integrazione tra sport e cittadini, alla capacità della città di fare animazione sportiva e di attività motoria per tutte le fasce d'età. Questa candidatura per alcuni versi può essere anche intesa come aver messo il carro davanti ai buoi, perché alcune cose che abbiamo iniziato non sono ancora terminate, però le candidature servono anche a questo, a impegnare l'amministrazione presente e futura per migliorare l'attività sportiva in città. Un esempio banale: quando ci si candida per ospitare le Olimpiadi, gli impianti si fanno dopo, non si fanno in anticipo. Le attività si mettono in campo dal momento in cui c'è la candidatura in avanti. È un impegno che l'amministrazione assume in vista di un obiettivo importante. Siamo quasi al termine della consigliatura, proviamo a ripercorrere le tappe sportive di questa amministrazione. Partiamo dalla prima scelta, che generò alcune polemiche, della predisposizione delle piste ciclabili. Un approccio che mirava a un cambiamento dal punto di vista culturale, indirizzato verso un trasporto sostenibile. Sì, quello delle piste ciclabili sta dentro un ragionamento più ampio dell'attività fisica all'aria aperta. Non sono solo le piste ciclabili, ci sono altri esempi, però quello è stato importante ed è eclatante, però è utile, c'è in tutte le città europee che puntano a uno stile di vita sano. Le piste ciclabili sono una parte fondamentale. Ci sono alcune città francesi dove hanno iniziato a introdurre per esempio l'attività sportiva dietro prescrizione medica, e andare in bicicletta, così come le passeggiate nordiche, cioè con i bastoni eccetera, sono una delle attività fondamentali per uno stile di vita sano, e la nostra città si presta più di quelle francesi a questo tipo di attività. Si è poi passati ad uno scontro con l'allora Cagliari Calcio sul Sant'Elia. Il calcio di Serie A è stato trattato senza una corsia preferenziale, come tutti gli altri sport cittadini, una netta inversione di tendenza, anche impopolare, che spezzava il calciocentrismo. Sì, non tanto per il calcio e per la Serie A, siamo poi tutti tifosi del Cagliari. C'è stata sicuramente un'inversione di tendenza riguardo alla parte gestionale, cioè l'amministrazione ha chiesto una politica di gestione dell'impianto e di messa in sicurezza sia dal punto di vista fisico, cioè dell'impiantistica, ma soprattutto della parte gestionale, anche per alcuni debiti che c'erano nei confronti del comune, e questa strada era la vera inversione di tendenza. Il comune l'ha chiesta, tanto è vero che attualmente col Cagliari Calcio c'è un rapporto stretto di collaborazione, anche in previsione del nuovo stadio. Cagliari ha poi avuto un netto aumento degli eventi sportivi cosiddetti minori, più rivolti a incentivare il sociale. Abbiamo avuto manifestazioni internazionali di basket, ospitando la nazionale, una manifestazione internazionale di hockey su prato, manifestazioni internazionali automobilistiche, gare internazionali di corsa su strada. Sì, l'attività è aumentata io li chiamo gli sport più, imitabili anche dai più giovani, dagli amatori, cioè una tendenza a favorire sport che in città possono essere fatti da tutti, non c'è bisogno di acquistare un offshore o un'altra supporto per fare alcune attività più di spettacolo che di sport. Noi abbiamo fatto l'altro giorno
2 settimane fa, anzi neanche una settimana fa, sono finiti i campionati del mondo Under 18 di windsurf. C'è stata una grande manifestazione anche importante di pallavolo a 3, che è un campionato italiano per i più piccoli, gli Under 14, e le manifestazioni sono tante. Noi abbiamo pensato questo, cioè che la parte agonistica è ovviamente fondamentale, ma serve anche e soprattutto per avvicinare allo sport le fasce più giovani, i bambini, ma anche gli anziani, tutti quelli che hanno voglia, come dire, di imitare il gesto sportivo. E quindi non solo uno sport, ma Cagliari come la città degli sport. Noi possiamo svolgere tantissime attività sportive, pensiamo a quelle per le quali, come dire, confronto a tante altre città, godiamo di un vantaggio comparato, che è quello della spiaggia, del mare, del tempo, e poi alcuni altri sport in cui primeggiamo, come l'hockey si diceva, proprio perché abbiamo una tradizione, una scuola che ci consente di avere 3 squadre su 10 in Serie A di Cagliari, anzi quest'anno di 12 perché sono state aggiunte 2, e però abbiamo su alcuni sport che vengono definiti minori una scuola e un'eccellenza che viene da lontano, alcune anche storicamente, che adesso sono forse in questo momento non sono più all'avanguardia, diciamo, come erano un tempo, la ginnastica, però abbiamo ancora un vivaio importantissimo, o il pugilato, però noi pensiamo che le eccellenze debbano essere trattate come eccellenze, a prescindere dal tipo di attività. Degli stati, delle nazioni dove lo sport è tenuto in grande considerazione a partire dalle scuole sino all'università, gli sport sono trattati tutti nello stesso modo, le eccellenze vengono trattate nello stesso modo. Negli Stati Uniti il campione universitario di hockey su ghiaccio, faccio un esempio, anche se è uno sport anche diffuso negli Stati Uniti, è trattato alla stessa stregua degli altri sport importanti universitari, e questo garantisce un vivaio che non è solo dei 2, 3, 4 sport che vanno o di moda o che attirano più pubblico, diciamo così, ma garantisce a tutti di avere delle soddisfazioni e quindi di poter continuare in alcune attività che altrimenti, insomma, non avrebbero uno sbocco nel futuro, e quindi si rischia che alcuni sport, se non trattati in maniera equa, diciamo, che in alcuni sport appunto l'attività finisca a 20 anni e non magari a 30 come quella agonistica, intendo, come in altri. Per gli sport minori torniamo al problema culturale. L'Ansicora ha appena vinto 2 scudetti nell'hockey, mediamente 70 spettatori a partita, ancor meno per le gare della squadra femminile. Il Cus Cagliari Basket è andato ai playoff scudetto e mediamente abbiamo visto durante la stagione circa 150 spettatori a partita. Cosa può fare per questo un'amministrazione cittadina? Sì, forse un po' anticipato la domanda nell'altra risposta. No, il punto è sempre quello, cioè è ovviamente un problema culturale, però va fatto capire sin da piccoli che l'attività sportiva serve sia come crescita personale che come benessere psicofisico, e che tutti gli sport da questo punto di vista sono, diciamo, simili o uguali. Poi ovviamente ci sono quelli di cui, come dire, i giornali, i media parlano maggiormente, però l'attività sportiva di eccellenza deve essere trattata nello stesso modo. Tra l'altro il basket non è neanche uno degli sport meno conosciuti, però appunto il pubblico a volte non risponde. Noi per esempio con la candidatura di Cagliari Città dello Sport porteremo avanti tutti gli sport, metteremo in evidenza dal baseball, che tra l'altro è in Serie A anche il baseball, il Cagliari Baseball, al rugby, sino ad arrivare naturalmente al calcio a 5, passando per il basket, per il volley e per tutti gli sport. Questo ci consente di far capire che la città degli sport appunto deve essere l'obiettivo, cioè più varietà c'è e più benessere c'è per i cittadini. Un piccolo punto sull'impiantistica. L'amministrazione ha cercato di sanare delle zone d'ombra ereditate dal passato. Vedi lo stadio dell'atletica leggera, la piscina di Terramaini, lo stadio Sant'Elia. Allora, intanto l'amministrazione ha fatto 4 anni fa una scelta, ha deciso di utilizzare i fondi che erano arrivati dalla regione di 6,5 milioni di euro, che sarebbero dovuti servire per costruire un palazzetto,
e non sarebbero bastati perché per il costume palazzetto serviva quasi il doppio, e quindi si è deciso di utilizzarli per mettere in sicurezza gran parte degli impianti comunali e quindi per garantire la regolarità, come dire, delle manifestazioni di pubblico spettacolo. Questo ha anche, come si dice, ha dovuto, insomma, ha causato la chiusura di moltissimi impianti in contemporanea, però non potevamo fare altrimenti per garantire poi appunto la messa in sicurezza. Adesso i lavori stanno arrivando a termine, la palestra B è stata aperta, l'impianto di via Monte Acuto è prossimo all'apertura, credo questa settimana, e la palestra B e la palestra A, che è la palestra più grande del complesso, insomma, del CONI, ricomincerà i lavori, insomma, nelle prossime settimane, poi ci vorranno circa 2-3 mesi, quindi contiamo di chiudere i lavori, cioè di terminare i lavori in gran parte degli impianti, e nel frattempo nessuno degli impianti della città aveva i permessi per fare pubblico spettacolo, adesso ce li ha solo il Palazzetto dello Sport. Nelle prossime settimane l'avremo per la piscina di Terramaini, che avrà quasi 600 posti, per la palestra B, e per il campo CONI, che invece di posti ne avrà quasi 6.000, e quindi diventa un vero e proprio stadio per l'atletica leggera. Traduciamo un attimino, autorizzazione pubblico spettacolo vuol dire che gli spettatori non potevano stare sulle tribune. Esatto. E quindi noi stiamo facendo una trafila che è lunga e impegnativa, perché diversi soggetti intervengono, dai vigili del fuoco ai lavori pubblici, all'ASL, eccetera, e fanno dei controlli sugli impianti, e su ogni parte dell'impianto c'è un controllo, anche sulle maniglie delle porte, c'è un controllo sulla corretta messa in opera, eccetera. Quindi è una trafila lunga. Moltissime, se non quasi tutte le città d'Italia sono nella stessa situazione, però noi questa strada l'abbiamo iniziata perché vogliamo consentire poi a chi verrà anche dopo di noi di poter utilizzare gli impianti al meglio, per esempio per ospitare manifestazioni importanti. Tirando le somme, cosa non si è riusciti a fare in questa consigliatura che ci si proponeva di fare, e cosa invece ci si propone di riuscire a portare a termine nella prossima, qualora i cittadini vorranno confermarvi la loro fiducia? Ma sicuramente, quello dicevo, abbiamo iniziato un lavoro per mettere in primo piano la cultura dello sport. La cultura dello sport non è il sottoprodotto o una categoria di una cultura più ampia. Per fare questo servono anni, serve impegno dell'amministrazione, e noi quello abbiamo iniziato a fare. Abbiamo messo in campo la candidatura di Città dello Sport, che serve anche a questo. La candidatura è per il 2017, quindi la decisione avverrà a fine del 2016, quindi nella prossima legislatura, e durante il 2017, quando ci sarà l'investitura, tutte le città che sono state premiate si impegnano a attivare una serie di iniziative, di convegni, di attività legate al mondo dello sport, e quindi questa è la prima parte. Gli altri impegni sono, una volta che abbiamo le infrastrutture a norma e quando sarà possibile ospitare degli eventi anche importanti, l'idea è quella di far sì che Cagliari inizi a ospitare, entri nei circuiti dell'organizzazione degli eventi ufficiali del CONI e delle federazioni. Abbiamo già messo in essere uno strumento che tra l'altro è passato oggi in giunta. Alla giunta di oggi abbiamo votato una delibera che consente che permette al dirigente, agli uffici, di fare un bando aperto al CONI, alle federazioni sportive, agli enti di promozione, per organizzare eventi. In particolare avevamo già un bando per le associazioni, questo è indirizzato appunto alle federazioni per far sì che si possano organizzare eventi, non dico più importanti, ma di quelli ufficiali nei circuiti, insomma, dei campionati, la Coppa Italia, eccetera. Questo ci consente adesso intanto di organizzare degli eventi di varie discipline, e magari in futuro di provare a organizzare delle iniziative multidisciplinari, per esempio i giochi studenteschi, i giochi universitari nazionali, e perché no, magari nel 2020 o più in là, i giochi del Mediterraneo. Ovviamente ci candidiamo a ospitare una parte, cioè delle Olimpiadi, quando se Roma ospiterà le Olimpiadi nel 2024, e quindi
tutta questa attività ci consente di fare la preparazione atletica per eventi più importanti, partendo sempre dall'assunto che per poter fare attività sportiva serve intanto un cambio di approccio all'attività sportiva. L'attività sportiva non è un servizio supplementare che il pubblico deve dare, deve essere considerata alla stregua della sanità, della scuola. È un servizio che serve sia per la crescita dei cittadini e per il benessere, ma serve anche per l'integrazione, perché lo sport arriva laddove altri strumenti che per l'integrazione non arrivano, e noi siamo in una situazione, io ho citato i Giochi del Mediterraneo, ma siamo in una situazione e in una posizione anche geografica che ci consente di essere anche da questo punto di vista un tramite tra le due sponde del Mediterraneo, e quindi lo sport sia come benessere dei cittadini che come integrazione e sviluppo per il futuro. Lei viene dall'atletica leggera. Cagliari alcuni anni fa, nel 2008, ha ospitato per la prima volta da quando esiste la federazione i campionati italiani assoluti. Non era mai successo, più che altro per ragioni economiche, perché per le società della penisola era un onere particolare, perché in genere si organizzano con pulmini e altri mezzi di trasporto che comunque sono meno onerosi e consentono un solo pernottamento. Da questo punto di vista un'amministrazione comunale può fare qualcosa, può cercare sponsor, può cercare una collaborazione con altre istituzioni per riuscire ad avere uno sconto sulle tariffe, per poter portare le altre società in maniera conveniente per le loro finanze? Beh, noi sì, può fare appunto da tramite, perché in questo periodo non abbiamo carenza ovviamente tutte le amministrazioni. Per esempio noi adesso abbiamo candidato la città a ospitare una delle 8 tappe del campionato del mondo di triathlon, perché ci saranno 2 tappe in Europa, le altre sono in giro per il mondo, Città del Messico, Hong Kong, insomma tutte le grandi città. In Europa c'è Vienna e Budapest, se non sbaglio, e siccome è un evento importantissimo e anche oneroso, noi abbiamo attivato un tavolo con la regione e poi con altri enti, la capitaneria, per l'utilizzo degli spazi, per fare appunto consentire agli organizzatori la riuscita dell'evento. Ciò che possiamo fare direttamente come comune il più delle volte è mettere a disposizione la parte logistica, e quindi dagli spazi alle transenne, alle cose semplici che però sono fondamentali per la riuscita di un'iniziativa, noi possiamo farle, e poi sicuramente possiamo farci promotori della parte organizzativa.